Non riesce a farsi rimborsare le azioni di Veneto Banca e alla fine esasperato salta il bancone della cassa e si prende il contante. È accaduto questa mattina verso le 9 dentro questa filiale di Borgo Treviso a Castelfranco. Ivan Favaretto, 35 anni, meccanico disoccupato della zona, aveva investito 10.000 euro in obbligazioni subordinate, pare su consiglio della banca. Tutti i suoi risparmi, che ora, complice la mancanza di uno stipendio e l'incertezza sul valore delle quote, voleva farsi rimborsare al valore attuale, ovvero 7,30 euro. Non credeva più nella banca, tant'è che sabato, dopo le relazioni, non aveva votato il passaggio in SPA andandosene. Questa mattina aveva chiesto l'appuntamento al direttore, che gli ha spiegato che il rimborso però era sospeso a tempo indeterminato. A questo punto Favaretto non ci ha visto più ed è iniziato un parapiglia col personale. Parole grosse e spintoni che alla fine hanno mandato all'ospedale 2 impiegate che hanno accusato un malore, mentre alla fine l'azionista ha cercato di rimborsarsi da solo prendendo dalle casse 7.300 euro, ovvero il controvalore delle 1.000 obbligazioni in possesso. Favaretto poi ha guadagnato l'uscita, trovandosi però davanti i carabinieri chiamati dal personale della banca. Il 35enne è stato fermato e portato in caserma a Castelfranco, il denaro restituito alle cassiere. Per lui giornate in camera di sicurezza e l'accusa che lo porterà davanti al giudice di tentata rapina. Immediata la solidarietà da parte di associazioni e singoli conoscenti e ci sarebbe già il patrocinio gratuito da parte di alcuni avvocati, pronti pare tra l'altro a rigirare l'accusa alla banca stessa.